parliamo di referendum, perché per quello si andrà a votare. Anche lì lei si differenzia, si distanzia da Berlusconi? Come vede, con la Lega abbiamo molti punti in comune. Io non vado a votare, se dovessi andare a votare per un ballottaggio rifiuterei la scheda del referendum per tante ragioni. Intanto perché onestamente una legge elettorale non può modificarsi, non può cambiarsi per via referendaria. Molta gente vota sì o no per come si convince così superficialmente e non conosce le conseguenze di quel sì o di quel no. Intanto. Seconda cosa, nel merito della legge, ma stiamo scherzando, quasi rischia che un partito che ottiene magari il 30% dei consensi, e ce ne sono di partiti che ottengono e otterranno il 30% dei consensi, si becca la maggioranza assoluta dei parlamentari, cioè il 55% dei parlamentari, quantomeno questo partito del 27 o del 28%, il Partito Democratico, che sarà probabilmente il secondo partito, non credo, almeno i sondaggi lo danno a non più del 25%, basta che un altro abbia il 27 o il 28 e raddoppia i suoi consensi in termini di parlamentari, ma quantomeno avrà la tentazione di organizzare la legislazione o l'azione di governo per poter restare al potere piuttosto che perderlo successivamente, e questo indubbiamente credo che non possa star bene agli italiani. Ecco perché condivido anche l'atteggiamento e la scelta della Lega e mi auguro che il PDL ci pensi. Ebbene, se c'è questa volontà e c'è questa necessità, la condivido pienamente, di cambiare la legge elettorale, lo si faccia in Parlamento, c'è tanto tempo da qui a quando finisce questa legislatura, ci sono 4 anni dinanzi a noi, penso che ci siano il tempo e le condizioni per poterlo fare. In quanto al referendum, lo ribadisco, non solo non andrò a votare, ma all'indomani del 6 e del 7 giugno dedicherò tutto il tempo disponibile a convincere gli altri a fare altrettanto.